d'arredo a sti muri di vetra, zeppi, ci sentiamo in sicurezza. Lo spazio è poco, ma sicuro. Spugliato ma robusto, impostato ma diveso. Femoci un salto al XVI secolo, più esattamente il 1561. Oricendo, si buoni usenti maestri di muro che compiono st'adora, tornano una linta di calcina che ricopre e che finisce da conciau detto a nanta terrazza. St'adora non è mica sola, fa parte di un insieme che puntiglia tutto il litorale corso. Queste dore sono state costruite ai XVI e XVII secoli per salvarsi da un pericolo e razziare l'attacco permanente dell'impero ottomano. A partire dal 1354, gli ottomani conquistano una parte dell'Europa via i Balcani. Pigliano Costantinopoli nel 1453 e pongono fine all'impero bizantino. In XVI secolo, l'impero ottomano governato da un sultano Solimane il Magnifico e Ausò Abugeo. Controlleggia le province dell'Asia occidentale sino all'Europa, a maggior parte di un Medio Oriente, di l'Iran e l'Africa settentrionale. Sotto suo regno, a marina ottomana portata soprattutto dai fratelli Barbarossa, controlleggia il mare Mediterraneo, il mare Rosso e il Golfo Persico. Da caduta di Rodi, nel 1522, i turchi installati in Africa di Nord hanno sminuito le distanze per attaccare il Rio settentrionale di un mare Nostrum. La dominazione di Venezia, Pisa e Genova, potenze marittime di mercanzia, è contestata e in pericolo. Genova, che è padrona di Corsica Sanna, ha perso i suoi posti di mercato d'Oriente, ma di nu a produzione di grano, necessario per la vita di agità. La valorizzazione dell'agricoltura corsa diventa una priorità per Genova, che voleva di Corsica uso granaggio, soprattutto da biati orientali che dia più fruttive. E tanto che a Corsica, che ha già conosciuto attacchi di pirati e di corsari mentre i secoli passati, diventa sibula d'attacchi incessevoli da parte di barbareschi chiamati all'epica turchi, mori o infedeli. Agiscono soprattutto dai porti d'Algeri, Tunisi e Tripoli. Quando essi pirati a contusoio o corsari pagati dall'imperatore ottomano, a quale rendono una parte di uso bottino. La sua maniera di va è sempre la stessa. Partono ai veri giorni dai suoi basi di un Maghreb a bordo di vilucche, lestre e maniglievole e accostano in dove ritrovano un luogo alla grotta. I barbari si attaccano ai vattelli di commercio e di pesca che li scontrano. Abbuttano i paesi e pigliano i paesani, uomini, donne e zidelli per fare schiavi da vende a nanta ai mercati d'Oriente. In cui sono 1000 chilometri di costa, a Corsica è assai vulnerabile. L'epica a più malaetta sarebbe tra un 1570 e un 1620. In agita di Sartè, in un 1583, quasi 500 paesani sono stati portati in prigione in Algeria, 130 in Arbidali, la stessa annata, 150 in Uliastro, in un 1588. L'isola Sana e Tocca, soprattutto Gabigoso e Avalagna, che sono i rudioni e più commercianti, ma di nu un mezzono estremo. Si dice che tra 8 o 9 mila persone sarebbero state giappe. I primi a prova di difendersi contro questa incursione sono i gabigorsini che costruiscono le prime dore al principio del XVI secolo. Genova decide di stendere questo dispositivo per coprire un litorale corso in cui un sistema di difesa destinato a curare la costa e a prevenire da una dora all'altra quando si avvicinava un batterio nemico. Nel 1573, 2 commissari genuesi stabiliscono un programma di costruzione. Così, tra il principio del XVI secolo e l'anno 1620, a poco presso, 100 dore sono arrivati in Corsica. Questi edifici potevano essere finanziati dalle comunità e bieve che ricorriano all'imprestito verso l'uomo d'affari genuesi.
Podiano anche essere pagati da creazione o a crescita di tasse come quelle a Nantausale, per esempio. Certe d'ore erano, in quanto a elle, finanziate da persone ricche, sia corsi o genuesi che avevano e concessioni. La maggior parte di edore hanno una struttura d'onda, anche se certi sono quadrate, alte da 12 a 17 metri, larghe da 8 a 10 metri. La maggior parte di edore hanno 2 livelli, certe volte 3. A sopporta sopranegge da parecchi metri a terra, accessibile da una scala mobile per via di sua funzione di difesa dell'edificio. A piano c'era la cisterna alimentata dall'acqua piovana che giungia da terrazza. Al primo piano la sala di guardiani in cui carmino. Certe volte un terzo piano permetteva di accogliere una guarnigione più numerosa. A un'altra terrazza erano posti e pezzi d'artiglieria e un camino di ronda in cui ogni tanto una guardiola per aggruttare i guardiani. Per là i guardiani pigliavano scale acconciate in una grossezza di muri o scale di legno. Di regola, ed ore erano sotto la sorveglianza di 3 torreggiani, o capizzone in cui 2 soldati eletti dalla popolazione o scelti dalla Repubblica Genovese. La sua vita era austera e assai disciplinata. Deviano stare sempre in d'ora, pigliando i rilevi, appizzando sempre i locci nel mare. All'alzata di un sole o di una città, comunicavano in corridori vicini. Diverso da sintassi, un uomo solo si podia allontanare ogni tanto per fare provviste o pigliare la paga. Toccati dall'isolamento e senza comodità, i torreggiani non travagliavano che da 1 a 3 anni. Quando ella si avvicinava a una vela nemica o quando li avvertivano di un pericolo mandato da una dora vicina, i torreggiani accendevano fuochi maiò, tiravano cannonate, davano l'allarme in cui segnali di fume o suonavano un colombo, specie di corno marino capace di avvertirci l'altredore. Allora tanto si formava una catena e i paesani avvertiti si potevano mettere a grotto. Ma ste d'ore potevano avere altre funzioni, quella di bordo di duana. I guardiani ricevivano parecchie tasse all'anto commercio marittimo, l'agricoltura, la pesca e avevano sempre un occhio davanti ai contrabbandieri. Ste d'ore potevano anche giocare i posti sanitari per controllare il voglio sanitario di uatelli che giungevano dal continente. Sono state anche utilizzate dal luogo di quarantina. Durante il XVIII secolo, la pirateria in un mare terraneo sminuisce sino a sparisce per sempre in un 1830, in cui resa d'Algeri, ed ore del litorale, diventate inutili, sono abbandonate a parte da stepica. Oggi, questi casamenti fanno parte di un patrimonio architetturale isolano e vegliano sempre come sentinelle a memoria della nostra storia.